chiamo Giacomo Borghetti e rappresento l'azienda agricola Borghetti di Giacomo e Francesco. La nostra azienda è un'azienda agricola storica in Valpolicella, noi siamo la quinta generazione della nostra famiglia che continua questo tipo di attività. Siamo una piccola realtà di cantina in Valpolicella, facciamo circa 18.000 bottiglie di vino rosso e ci piace questo tipo di vita. La finalità dei fondi GAL Baldo Lessinia è per ristrutturare la nostra torre colombara, che è la parte penso più antica del nostro fabbricato. La torre colombara era usata in tempi passati per ospitare i colombi che servivano per rimanere in contatto con il resto del mondo e forse anche per ornamento. Si tratta di un recupero di una parte storica di quei fabbricati storici che ci sono in giro per la Valpolicella, la Lessinia, in modo da valorizzare il territorio per accogliere sempre in maniera migliore gli ospiti turisti che arrivano a visitare questi luoghi. Se non ci fossero stati i fondi, noi prima o dopo l'avremmo fatto lo stesso per valorizzare il nostro ambiente e mantenere il nostro fabbricato. Ovvio che l'aiuto dei fondi che arrivano dal GAL Baldo Lessinia ha in un certo senso accelerato questo tipo di processo. La collaborazione con il GAL Baldo Lessinia è stata ottima, in quanto sia in fase preliminare, quando avevamo dei dubbi sul bando stesso, sono sempre stati disponibili a incontrarci o anche a livello telefonico per spiegare le varie sfumature, le varie sfaccettature, e poi ci hanno anche assistito durante la presentazione della domanda e tutta la fase burocratica successiva. Siamo soddisfatti dell'aiuto ricevuto dal GAL Baldo Lessinia e ci auguriamo che possa continuare così o migliorare. In futuro non lo nego che se ci saranno altri fondi a cui attingere sicuramente aiuteranno molto le aziende o anche i privati che vivono e lavorano e mantengono la Valpolicella. No.